La parola a Silvio Zingale. Buongiorno a tutti, sono Silvio Zingale, studente di giurisprudenza. A Bastia Umbra il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha detto una frase che mi ha colpito: diffidate dai politici che vi promettono in cambio del voto qualcosa, un posto di lavoro, qualcos'altro. Credo che sia proprio da questa concezione della politica che noi giovani, che questo movimento debba ripartire. Vedete, noi giovani stiamo cambiando, abbiamo molte più opportunità rispetto al passato, abbiamo internet, basti pensare ad internet, ma i nostri problemi in Sicilia, qui al sud, sono sempre gli stessi: lavoro, sviluppo, sicurezza. E allora è il caso che si inizi ad attuare un programma per il sud serio, ma che si inizi veramente a pensare, perché non mi sembra che nessun governo che si è succeduto fino ad ora ha pensato ad un programma politico serio per il Sud. Abbiamo sentito solo proclami e promesse. È ora che la politica, in cambio del voto, dia risposte serie, dia buon governo, dia professionalità. È opportuno che chi vuole fare politica vada in politica per dare, non per ricevere. Credo che si debba riportare la politica a diversi livelli di serietà. È inutile sentir parlare di quei motti che abbiamo sentito la scorsa settimana a Pontida: cambiamo l'inno nazionale, cambiamo la bandiera. Queste sono solo idiozie. Noi, in quanto giovani e in quanto siciliani, non chiediamo ministeri al Sud o cambi di inni nazionali. Chiediamo e vogliamo un programma per il Sud serio, che ridia dignità a noi giovani, che ci permetta di sognare un futuro su questa terra e non di dover andare a studiare fuori, al nord o addirittura all'estero. Smettiamola di parlare di destra e sinistra. Non ce ne frega niente di destra e sinistra, è anacronistico parlarne. In Sicilia abbiamo dei problemi veri. Vogliamo così una politica che si occupi seriamente dei nostri problemi e dei nostri bisogni. Siamo stanchi delle parole. Noi giovani siamo pronti a farci valere. Per questo stiamo studiando, stiamo lavorando e siamo pronti per un ricambio generazionale quando sarà il nostro turno. Grazie. Chiediamo per questo agli amministratori qui presenti e agli adulti qui presenti di darci coraggio e fiducia, perché a 20 anni abbiamo le palle piene di questa politica cattiva. Grazie.